Bene, voltiamo pagina, andiamo in casa di Ambi Veneto, parliamo di bonifica. 100 anni fa, in quel di San Donà di Piave, si sviluppava un vero congresso, forse il primo della storia della bonifica nazionale, ed ora ci saranno mesi appunto per ricordare questo evento. Si terrà dal 26 al 29 maggio Terre Evolute, il festival che Ambi Veneto dedica alla bonifica e che quest'anno si titolerà Terre Evolute 100, proprio per festeggiare i 100 anni dal primo congresso che nel marzo del 1922 si tenne a San Donà di Piave, detto alla riprogettazione dei territori. Un evento, quello di maggio, che darà il via ad un anno di appuntamenti dedicati alla riflessione sull'importanza della gestione della risorsa idrica, riflessioni già anticipate anche al convegno a leggere il passato per immaginare il futuro, tenuto nei giorni scorsi proprio a San Donà di Piave. Oggi siamo chiamati a studiare, a pensare insieme alle istituzioni, insieme al governo, insieme ai cittadini, insieme alle associazioni, quello che servirà nei prossimi anni per garantire ancora oggi nel nostro Paese una vivibilità in salute, in sicurezza e soprattutto con quella sovranità alimentare che ci permetterà di vivere alle nuove generazioni con le stesse qualità di vita che abbiamo vissuto noi. Oggi qui vorremmo dare il là ad un'altra iniziativa, che è quella di capire se possiamo migliorare quel tipo di idea per guardare il futuro, insomma. Un futuro da guardare unicamente in ottica sostenibile. Sostenibilità è la sfida del futuro, lo dicono i 17 goals dell'agenda 2030 dell'ONU, e noi dobbiamo, tararli sul nostro territorio, recuperando uso e qualità dei suoli, dell'acqua, per dare a questi territori un futuro di sostenibilità, di biodiversità per chi verrà dopo di noi. Fondamentale la collaborazione delle università, 12 in totale, coinvolte nelle iniziative programmate. Il territorio diventa un laboratorio a cielo aperto nel quale poter attuare tutte quelle teorie o risultanze che si elaborano all'interno delle mura dell'Accademia. Parliamo poi di acqua e ambiente, che sono due argomenti strategici per il nostro futuro e anche per il nostro oggi, data la situazione in cui ci troviamo a vivere. All'appuntamento di maggio non mancherà inoltre l'ironia, diretta magistralmente da Andrea Pennacchi, che per Terre Evolute 100 ha pensato ad un calendario ricco di spettacoli sul tema. Come nella vita, no? La risata, il pianto sono parte comunque poi di una vita anche pratica, di attività. Credo anche a teatro funzioni così. E quest'anno abbiamo lavorato proprio su questo settore qua, per riflettere sulle crisi che stiamo affrontando, vedendo una storia, perché comunque noi raccontiamo storie, non è che facciamo lezioni, non siamo capaci. Vi aspettiamo in piazza. Ah sì, tanti spettatori in piazza.